Innanzitutto ringrazio il Presidente dell'invito, purtroppo riuscirò a rimanere 30-40 minuti, ma ci tenevo al mio primo intervento al Propeller di Trieste e quindi davvero grazie. I temi sono sempre interessanti, quello di stasera è particolarmente ambizioso, come dicevamo prima, ma estremamente interessante in uno scenario in cui la crisi energetica sembra alle nostre porte, se non già attivo. Quindi sicuramente fare delle riflessioni sul tipo di propulsione sul trasporto mercantile è fondamentale. Bisogna poi capire effettivamente la sostenibilità economica delle varie iniziative, però c'è un sistema internazionale che è in continua evoluzione, in ebollizione, siamo sempre lì a capire dai telegiornali perché in realtà abbiamo informazioni secondo me abbastanza, filtrate, però stiamo vivendo momenti complicati. Il trasporto marittimo è chiaramente fortemente impattato sia nei noli sia nei costi generali di trasporto, per cui trovare uscire in qualche modo senza farsi troppo male da questa fase di crisi energetica sarà una priorità assoluta. Poi sappiamo tutti che il nostro Paese non ha autonomia energetica e quindi dovrà trovare delle soluzioni di medio-lungo periodo. E chiaramente tutto quello che riguarda il trasporto marittimo, quello mercantile, ma qualsiasi altro tipo di trasporto marittimo dovrà affrontare situazioni complicate. Per cui io davvero ringrazio per questo incontro, ringrazio di nuovo il Presidente e tutti i relatori che avete sicuramente un tema molto importante e quindi tutte le proposte dovranno essere poi, potranno essere in futuro degli elementi, dei valori aggiunti rispetto a uno scenario complicato. Non mi dilungo, ma ci tenevo davvero ad essere presente per un saluto e quindi seguirò i lavori i primi 30 minuti. Grazie. Il trasporto marittimo gestisce oltre l'80% del commercio globale ed è responsabile di circa il 2-3% delle emissioni di gas serra. La pressione normativa, come quella dell'International Maritime Organization, e la necessità di decarbonizzazione stanno spingendo il settore verso nuove tecnologie di propulsione. Tra queste la propulsione nucleare o atomica emerge come una possibile soluzione ad alte prestazioni e a zero emissioni operative di CO2. La propulsione atomica applicata alle navi mercantili rappresenta uno dei temi più affascinanti e controversi nel dibattito contemporaneo sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo. A partire dalle prime sperimentazioni negli anni della Guerra Fredda, quando unità come la Savannah negli Stati Uniti o la Smallpot nell'Unione Sovietica dimostrarono la fattibilità tecnica del concetto, l'energia nucleare è stata considerata una possibile alternativa ai combustibili fossili tradizionali. Oggi, in un contesto segnato dagli obiettivi climatici globali e dalle regolamentazioni promosse da organismi come l'International Maritime Organization, il tema torna con forza al centro dell'attenzione. Il settore marittimo, responsabile di una quota significativa delle emissioni globali di gas serra, è chiamato a una trasformazione radicale. In questo scenario la propulsione nucleare promette vantaggi rilevanti, emissioni operative quasi nulla
elevata autonomia senza necessità di rifornimento frequente e stabilità dei costi energetici nel lungo periodo. Tuttavia, accanto alle opportunità emergono sfide complesse. Le questioni legate alla sicurezza, sia tecnica che geopolitica, restano centrali, così come la gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi. Inoltre, il quadro normativo internazionale non è ancora pienamente adattato all'adozione diffusa di navi mercantili a propulsione atomica e persistono resistenze politiche e sociali, soprattutto nei porti e lungo le rotte commerciali. Un ulteriore elemento di interesse riguarda le innovazioni tecnologiche in corso, come reattori modulari compatti, SMR, che promettono maggiore sicurezza intrinseca e scalabilità. Diverse aziende e centri di ricerca stanno esplorando prototipi e modelli operativi, suggerendo che la propulsione nucleare potrebbe entrare in una nuova fase di sviluppo nei prossimi decenni. Questo incontro si propone di offrire una panoramica multidisciplinare sul tema, mettendo a confronto prospettive ingegneristiche, economiche, ambientali e giuridiche. L'obiettivo non è solo valutare la fattibilità tecnica della propulsione atomica per le navi mercantili, ma anche interrogarsi sulle condizioni necessarie affinché essa possa diventare una soluzione sostenibile, sicura e socialmente accettabile nel sistema globale dei trasporti marittimi. Di tutto quanto precede si parlerà durante l'incontro dal titolo Propulsione atomica per le navi mercantili, principali vantaggi e criticità. Sull'argomento informeranno ed esprimeranno le loro opinioni i relatori dell'incontro, che saranno Vittorio Bucci, professore associato di costruzione e impianti navali, coordinatore dei corsi di laurea in ingegneria navale, Luca Braidotti, professore e ricercatore di costruzioni e impianti navali, docente di progetto navi, Giorgio Sulligoi, professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Quindi adesso la parola al moderatore Riccardo Coretti e diamo inizio all'incontro. Grazie per la vostra presenza. Grazie, buonasera anche da parte mia. Allora, questo è un argomento che noi abbiamo già trattato anche con alcuni dei relatori negli anni passati, però questa sera sarà di particolare interesse perché, come già accennato sia dal Presidente Consalvo che dal Presidente Zerbini, è diventato di attualità. La maggior parte della platea non ha partecipato perché probabilmente non esisteva ancora fisicamente la discussione, ma in Italia c'è stato un referendum, in Italia, oddio, non soltanto in Italia, diciamo in tutto il mondo la questione dell'energia nucleare è una questione delicata, in Italia in maniera particolare, e vediamo un attimo quali sono gli ultimi aggiornamenti, chiamiamoli così, su una questione che abbiamo più volte trattato e che sembrava stare un po' nella fantasia, ma che invece si sta avvicinando a passi veloci verso quella che può essere una realtà. Allora, io comincerei con il professor Bucci, che ci parlerà della storia, perché dietro, voglio dire, c'è qualcosa che comincia parecchio tempo fa, della propulsione nucleare applicata alle navi, no? E alla tecnologia dei reattori piccoli, come li chiamiamo noi profani, quelli modulari sui quali tanto si punta. Prego professore. Bene, grazie. Allora, cercheremo di vendere anche oggi i ghiaccioli al Polo Nord, nel senso dobbiamo cercare di sdoganare una tecnologia che essenzialmente nel passato è sempre stata vista con astio, quasi fosse proibito parlarne, eppure ha tantissimi vantaggi. La sua storia risale a un'esigenza, l'esigenza quella di dominare il dominio sottomarino, fra l'altro un argomento anche questo di estrema attualità, nel senso che i primi studi vennero condotti negli anni 30
c'è chi dice in Germania, ma la storia ha riportato soltanto la storia degli Stati Uniti, per appunto abilitare navigazione subacquea senza nessun limite, ovvero portare quello che i nostri studenti di ingegneria navale conoscono bene, il coefficiente di indiscrezione del mezzo a 1. Battello nucleare, si immerge, saluti. Ufficialmente cosa partì? Il Naval Research Laboratory di Washington, a partire dal 1939 con Ross Gunn, iniziò a studiare l'applicabilità dei reattori nucleari alla propulsione navale. I primi risultati arrivarono praticamente subito. Perché? Perché la tecnologia che avevamo a disposizione all'epoca e le esigenze dell'epoca e i battelli sottomarini dell'epoca creavano un matching perfetto. Infatti, immediatamente partì nel 1951, 52, 53, 54, sono anni un pochino discussi perché sono ancora di fatto coperti un po' dal segreto, l'USS Nautilus, che è stato il primo battello nucleare della storia. Da un punto di vista, potremmo dire, della tecnologia del battello, era una copia del Type 21 degli U-boat tedeschi, ma internamente aveva un cuore pulsante decisamente di un'altra natura, il primo reattore PVR applicato alla propulsione navale sottomarina. Immediatamente dopo, capita la potenzialità del mezzo e soprattutto apprezzata l'impresa che compì, vi ricordo che nel 1954 attraversò la calotta polare senza emergere, e questo ovviamente in termini di guerra fredda mise parecchia paura al colosso russo, perché di fatto lo esponeva a eventuali attacchi. E consci di questo grandissimo risultato partirono gli altri programmi, il programma Seawolf, il programma Skate, Skipjack, Albacore, Permit e Sturgeon, che di fatto portarono poi alla nascita anche di altri mezzi e soprattutto di quelli che sono gli attuali sottomarini nucleari, ovvero sottomarini balistici e strategici, ovvero quelli che sono in grado anche di trasportare testate balistiche per estendere il dominio marittimo anche oltre il continente. Successivamente questa tecnologia venne calata anche sulle navi di superficie. Quali navi di superficie? Inizialmente quelle che dovevano allontanarsi dalla patria, quelle che dovevano operare con una grandissima autonomia operativa, possibilmente anche senza toccare mai terra. E quindi i primi ad essere ingaggiati in questo tipo di progetti furono sicuramente gli incrociatori della classe Long Beach, di fatto poi dismessi, e poi si entrò nel cuore dei Battle Carrier Strike Group, quindi le portaerei nucleari, e da quel momento in avanti gli Stati Uniti, con i loro 6, 7, 8 a seconda dei periodi Battle Strike Group, e l'unità cuore, la portaerei, iniziava ad essere propulsa con sistemi a propulsione nucleare. Giusto qualche foto che in questi giorni ho raccolto, foto d'epoca. Quindi abbiamo una foto del Nautilus in navigazione, notate anche l'identificativo militare 571, quindi siamo un mezzo navale piuttosto vecchio. Seawolf 575, Skipjack 585, secondo me il vero oggetto della rinnovazione, perché di fatto fu il primo a dotarsi anche di quelle che noi oggi vediamo come le forme idrodinamiche e strutturali dei moderni sottomarini. Immediatamente dopo, 598, George Washington fu il primo balistico, e anche quello di fatto fu il progenitore della classe Virginia, Alabama, degli attuali, insomma, degli Ohio, quelli che tuttora stanno circolando. In alto il Long Beach, di fatto quello lì è un po' anche un tema che riprenderemo dopo, è una tipologia di nave militare che oramai non ha quasi più significato, e quindi terminata la sua vita operativa non è stata sostituita. È un incrociatore di lunga distanza, è un mezzo che adesso è stato praticamente soppiantato dai cacciatorpedinieri pesanti o dagli incrociatori un po' più piccolini. E poi la prima portaerei nucleare, la USS Enterprise. Non è un caso, a chi è patito come me di fantascienza, che la USS Enterprise sia anche la nave di Star Trek. Gli anni erano quelli e il richiamo fu proprio per quello, perché se vi ricordate l'astronave di Star Trek aveva la propulsione a curvatura, quella che riusciva a superare la velocità della luce. L'obiettivo del reattore nucleare a bordo di una portaerei era quello essenzialmente di abilitare non solo la grande autonomia ma anche la grande velocità. Stiamo parlando di navi che
superano a tutta forza i 30 nodi e sono navi di dimensioni decisamente importanti. Poi cosa è successo? Tutte le altre nazioni, allineate o non allineate, o affiancate o parallelizzate o in contrapposizione, piano piano hanno iniziato a creare il club delle marine nucleari. Prima fra tutte l'URSS, che aggiunse con il K3, il K19, il K8 e via discorrendo, anche un'altra tecnologia particolarmente pregiata, quella che era lo scafo in titanio, scafo resistente in titanio, e sono stati gli unici a poterlo fare, aggiungendo quindi la leggerezza e la robustezza di questo materiale a un reattore nucleare, tant'è che è a loro che spetta il record del sottomarino nucleare più veloce, 42 nodi, una roba pazzesca. Ovviamente lanciato a 42 nodi probabilmente lo si sentiva, si perdeva la segretezza, però di fatto aveva una prestazione irraggiungibile. Poi ci fu il Regno Unito, 1963, è una data abbastanza importante, perché? Perché di fatto segnò il passaggio della tecnologia statunitense in mano ad un alleato chiave del Patto Atlantico, quindi della NATO, e di fatto inserì all'interno del club dei produttori un nuovo grande produttore, Rolls-Royce, il quale non faceva solo automobili di lusso, e anzi oggi di fatto fa reattori, turbine e ogni tanto qualche automobile. Dopodiché cosa ci fu? Ci fu la Francia. Vi ricordo che la Francia è rientrata nella NATO nel 2009, ma nel 1971, quando fece il suo primo sottomarino nucleare, non era un paese della NATO e quindi all'atto pratico sviluppò la sua tecnologia di reattori nucleari su un battello che di fatto è rimasto in servizio per tanto tempo. Dopodiché ha reimpiegato la tecnologia della propulsione nucleare nella loro attuale ammiraglia, la portaerei Charles de Gaulle, varata nel 2001. E poi ci sono tutti quelli che hanno lavorato senza dire niente a nessuno, in particolare i cinesi, che a partire dal 1974 svilupparono la classe Han, e tutti quelli che non sappiamo prodotti in Cina, che di fatto costituiscono, secondo molti, la seconda flotta di sottomarini nucleari al mondo. Poi c'è un player molto strano, molto particolare, gli indiani. Nel 2016 lanciarono una loro classe composta da ben 4 unità di sottomarini nucleari. Non chiedetemi di pronunciare il nome perché onestamente è abbastanza complicato. E qua anche qualche foto dove vi fa vedere proprio le diverse interpretazioni, e quindi il K3 russo fatto in titanio, il Dreadnought inglese con delle forme idrodinamiche molto molto particolari che poi non vennero di fatto mai più riprese, e che presentò però per primo il timone a butterfly, il timone a croce a poppa. Poi il francese, anche lui in realtà con forme balistiche, classe Han, e quello è l'unico di cui riusciamo ad avere qualche foto in navigazione, e poi l'indiano. L'indiano, devo dire, è un mezzo abbastanza di nuova generazione, e fra l'altro varato recentemente nel 2016, e anche questo con un'interpretazione molto particolare per le necessità della marina indiana, ovvero quello di tutelare la sua zona di influenza, quindi non ha grandi capacità in termini di distanza, ma si può immergere moltissimo. Poi cosa è successo? Lo accennava poco fa il presidente Zerbini, si è detto, l'abbiamo fatto sulle navi nucleari, sulle navi militari, scusatemi, perché non proviamo a declinare questo sistema propulsivo sulle navi mercantili? Oggettivamente è stato fatto. È stato fatto dove? Quando sono state essenzialmente identificate altre sfide da superare. In particolare l'immagine che tutti quanti abbiamo è quella di Rompighiaccio. Rompighiaccio è una nave abbastanza particolare, una nave che di suo è molto pesante perché deve sfruttare il suo peso per spaccare il pack artico, il cosiddetto multi-year ice, quindi lastre di ghiaccio alte da 1,5 metri, 2 metri. Prende la rincorsa, ha bisogno di tanta velocità e tanto peso, si appoggia sulle lastre di ghiaccio e con il suo peso lo spacca. Per eseguire questo tipo di manovra il reattore nucleare era perfetto perché abilitava essenzialmente il grande numero proibito, 100.000 kW, o meglio quelli che una volta con le dovute approssimazioni erano 100.000 cavalli, una potenza che di fatto solo poche navi potevano vantare e solo il reattore nucleare di fatto poteva permettere di raggiungere, e quindi classico esempio, classica applicazione. E dal 1957 a oggi
I grandi rompighiaccio sono tutti a propulsione nucleare, soprattutto quelli russi. Poi ci sono state altre interpretazioni. La Savannah, citata poco fa, fra l'altro nave di grande successo perché non ha mai avuto nessun tipo di problema da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista operativo. Il vero problema del Savannah è che è stato completato quando la tipologia di nave del Savannah, ovvero una General Cargo, stava piano piano era sul viale del tramonto. Il viale del tramonto si percorre a piedi nudi e quindi di fatto nessuno, per un motivo o per un altro, la noleggiò più e la utilizzò più, ma non tanto per via della propulsione nucleare quanto soprattutto perché era tramontata l'epoca delle General Cargo. Poi cosa è successo? Stessa interpretazione in Germania, in Giappone, è l'unica portacontenitori nucleare attualmente in servizio. Otto Hahn, nave tedesca, anche questa nata con scopi del tutto commerciali, puramente commerciali, mentre la Mutsu giapponese era una nave di ricerca che varata nel 1974, che però ebbe da subito alcuni problemi con la schermatura del reattore e di fatto tuttora sta navigando, ma a un certo punto il reattore nucleare è stato sbarcato perché aveva dei problemi. E infine la Sevmorput russa, che costituisce l'unica nave portacontenitori attualmente in servizio a propulsione nucleare. Perché? Perché opera su rotte artiche e quindi mette assieme l'esigenza della navigazione artica e quindi grandi potenze, peso e via discorrendo, con la capacità di carico. E qua alcune immagini di queste navi. Il primo rompighiaccio russo del 1957, il Lenin. Gli attuali in servizio, questo qua è famosissimo, è l'immagine classica che noi abbiamo del rompighiaccio russo, l'Arctica, la Savannah, Otto Hahn, Mutsu e poi la portacontenitori Sevmorput, fra l'altro varata recentissimamente perché nell'86 è praticamente ieri per una nave. In Italia cosa è successo? Perché in realtà questa stagione, come accennava poco fa il Presidente, è un po' una sinusoide che ogni tanto ha alti e bassi. In Italia noi da un punto di vista italiano la tecnologia del nucleare la conosciamo abbastanza bene, per fortuna la conoscenza non l'abbiamo persa completamente, i nostri studenti la acquisiscono nel corso di navi militari che teniamo all'università, ma non solo loro. Di fatto come produttori abbiamo tante aziende, che dopo citerà il collega Sullivan, che operano nel settore del nucleare, però purtroppo, come dire, nel grande passato, nel 1962, ci è stato negato dall'amministrazione Kennedy la possibilità di avere dell'uranio arricchito per un nostro primo sottomarino nucleare. Dopodiché ci sono stati i vari referendum, chi ha votato sì, chi ha votato no, in ogni caso ci siamo tagliati questa possibilità e magari adesso potrebbe essere il momento di iniziare a riparlare e riapprofondire l'argomento. Più che altro perché il vantaggio principale della nave nucleare qual è? Grande autonomia, pochissima manutenzione, perché anche questo bisogna dire, e soprattutto, testimonianza oggi, praticamente non ci sono mai stati incidenti, cosa che invece si è verificato con altri sistemi propulsivi. Ora, perché da un punto di vista tecnologico adesso la cosa diventa ancora più interessante? Mentre nel passato si utilizzavano i cosiddetti reattori PVR, quindi ad acqua pressurizzata, adesso si apre un nuovo scenario dal punto di vista tecnologico. Perché? Perché la terza generazione di questi reattori e soprattutto i cosiddetti SMR che avevamo citato poco fa offrono il vantaggio di essere molto più piccoli, molto più scalabili e quindi non serve più una nave che ha bisogno di 100.000 kW, 100.000 cavalli per essere propulsa per montare un reattore nucleare. C'è la possibilità di avere, come dire, la taglia più piccola, comprare la 500, comprare la 600 a propulsione nucleare. Altro vantaggio da non trascurare: la nuova tecnologia non necessita del passaggio che tradizionalmente è stato fatto per arrivare all'elica. Mi spiego. I reattori PVR, il reattore nucleare cosa fa? Fa tantissimo calore.
Questo calore viene trasferito a dell'acqua che diventa vapore, semplifico moltissimo, questo vapore viene portato ad alta pressione e viene ingabbiato in una turbina. Se la turbina è collegata all'elica, tac, abbiamo fatto la propulsione. Se la turbina è collegata a un turbogeneratore, quindi ha la possibilità di produrre energia elettrica, a quel punto si produce energia elettrica e quell'energia elettrica può essere utilizzata anche per la propulsione, ma non solo per la propulsione. Il problema qual è? Che ogni volta che l'energia cambia forma si perde del rendimento, qualcosa si perde a livello di energia. I nuovi reattori, ce li hanno venduti come delle pile atomiche, per cui essenzialmente dal reattore escono due fili, la semplifico moltissimo, con della corrente pronta per essere utilizzata. Magnifico, stupendo, e lo vedremo. Quali sono le famiglie? Ci sono 5 famiglie tecnologiche attualmente identificate, i cosiddetti LVR di terza generazione, gli HTGR, che sono quelli che raffreddano con gas, ci sono i reattori a sali fusi, i reattori veloci a metalli liquidi e i cosiddetti veramente microreattori. Iniziamo a dire un pochino qualcosa sulla terza generazione. Ci sono diversi esempi. Essenzialmente il core di questa tecnologia è ancora una volta un asse statunitense-inglese, più statunitense che inglese. Sono l'ultima evoluzione dei PQR. Tuttavia, da un punto di vista della propulsione navale, sono delle unità, devo dire, eccessivamente potenti. Forse quelli della NuScale Power sono ancora applicabili sulle grandi navi, ma tutti gli altri possono servire più che altro magari per fare energia a terra. Parliamo di 300 megawatt elettrici, tantissima roba. Lo svantaggio di questa tecnologia, che da un punto di vista invece della maturità è completamente sviluppata, ci sono degli impianti operativi, è il fatto che sono molto grandi, richiedono una grande quantità di acqua per essere raffreddati e richiedono soprattutto tantissimo liquido per lo scambio energetico, quindi sistemarli a bordo sarebbe veramente difficile. Poi abbiamo i reattori ad alta temperatura raffreddati a gas. Anche questi iniziano già ad essere più interessanti. È vero che le potenze sono abbastanza elevate, ma ad esempio l'X600 dell'X-Energy può essere prodotto anche a 80 megawatt elettrici. Qual è il vantaggio? Utilizzano un combustibile, il triso, segnatevi questa parola perché ci ritorneremo, intrinsecamente sicuro. Quindi questo tipo di reattori, anche in caso di emergenza, non saltano per aria. Quindi la cosiddetta nube nucleare, il fungo atomico che tutti quanti abbiamo paura, intrinsecamente con questo combustibile è fisicamente impossibile ottenerlo. Ovviamente c'è un problema, che il triso sta lavorando a 1600 gradi e quindi là il problema è di natura tecnologica per contenere tutto questo calore. Tuttavia ci sono già degli impianti pilota. Poi abbiamo i reattori a sali fusi. Ancora una volta nella interpretazione Kairos Power il combustibile di partenza è questo triso e il refrigerante è un fluoruro di litio e berillo. C'è già un dimostratore in costruzione nei Tennessee, quindi negli Stati Uniti, ed è una tecnologia abbastanza matura. Fra l'altro ha una potenza interessante ancora una volta per le grandi navi. Dopodiché c'è l'interpretazione della Integral Molten, che utilizza altri tipi di sali fusi, dove si apre anche un'altra possibilità, ovvero quella del refueling. Cioè, alla fine della storia, dopo ogni 7 anni, la cartuccia di combustibile nucleare può essere espulsa e sostituita con una rigenerata. Poi abbiamo i reattori veloci raffreddati a metalli liquidi. Che vantaggio hanno? Questa è una cosa molto molto interessante. Perché? Perché questi reattori, contrariamente agli altri, appunto sono veloci, quindi sono rapidi nella gestione di eventuali sbalzi di carico. Non entro su questi dettagli perché c'è chi è più bravo di me che vi racconterà dopo. Ma essenzialmente permettono di gestire un'energia che non è costante e quindi possono essere di fatto integrati quasi direttamente a bordo anche delle navi. Fra l'altro c'è il Nucleo. Nucleo è un'azienda, dopo ci torneremo, sulla quale in Italia si è tanto investito.
E refrigerante in questo caso, nella natrium utilizza il sodio liquido, nel caso di Nucleo utilizziamo il piombo fuso. Vantaggio qual è? Ad esempio nel caso di Nucleo, che il combustibile MOX che utilizza è ottenuto dal riciclaggio delle scorie degli LVR attualmente in esercizio. Quindi creerebbe quasi una sorta di economia circolare del combustibile atomico. E poi abbiamo i microreattori. Microreattori, dico subito che quello più bello non ve lo racconto io, perché ve lo racconteranno i colleghi. Vantaggio del microreattore qual è? Fra l'altro ho visto di persona un prototipo. Il microreattore è una cosa veramente micro, nel senso 1 megawatt è grande quanto un barile di petrolio. Il generatore da 1 megawatt è un barrel. Vantaggio fantastico, è tutto lì dentro. Non ho bisogno di raffreddare, non ho bisogno di scambiare, non ho bisogno di fare nulla, lo posso carrellare e ci sono degli studi pubblicati dal Pentagono di un'eventuale applicazione per dual use, nel senso posso utilizzare un camion, un container da 10 piedi, 20 piedi con questi microreattori per fare energia elettrica in caso di necessità. Un camion, i cosiddetti gettaponte, passato il gettaponte, metto subito questa centrale portatile. Fra l'altro molto efficiente, piccola e facilmente collegabile alla rete. Fra l'altro, se vedete, le potenze attualmente già in produzione, perché sia i Vinci che BANR sono in produzione, iniziamo dai 5 megawatt elettrici ai 5 megawatt termici, quindi 50 megawatt termici. In mezzo c'è comunque tutta una gamma energetica che può essere sfruttata. Ancora una volta, soprattutto il BANR, si utilizza anch'esso il triso, tanta potenza e tanta sicurezza. Sintesi comparativa, vi racconto un attimino quelli che sono i refrigeranti, lo spettro neutronico e le eventuali temperature di uscita. Nel caso dei microreattori vedete che questa temperatura è variabile. Perché? Perché all'atto pratico non c'è più la necessità di ingabbiare l'energia sotto forma di calore, ma può essere sfruttata direttamente come energia elettrica. Applicazioni navali. Applicazioni navali, a questo punto penso che lo scenario è chiaro. Storicamente sono stati sempre utilizzati una versione miniaturizzata dei PVR, quindi quelli ad acqua pressurizzata, i quali avevano n problemi, schermature, acqua di raffreddamento, modulazione delle barre, il combustibile stesso che era plutonio, uranio, insomma una cosa decisamente antipatica da gestire. Ma oggi di fatto si apre la compattezza, la sicurezza intrinseca e la potenziale accettabilità nei porti. Perché di fatto queste nuove tecnologie, ripeto, sono intrinsecamente sicure, cioè è impossibile che si crei qualche problema. Tutt'al più si spengono. Candidati fra gli SMR moderni, vediamo che ce ne sono tantissimi pronti ad essere utilizzati. Sicuramente il Nucleo per applicazioni, potremmo dire, di cold ironing, ma non l'ho detto, potrebbe essere una delle migliori alternative. Quello da installare a bordo sarà uno che non vi ho raccontato e l'ho fatto apposta. Perché? Perché soprattutto tutti quanti offrono la possibilità di eventualmente fare un refueling di 7, 8, 10 anni, cosa abbastanza interessante che consiste in una sorta di sostituzione plug and play come fossero delle batterie, anche perché la dimensione fisica di questi oggetti è al più paragonabile a quella di un container da 20 piedi, quindi lo sollevo, lo sostituisco e ne metto uno pronto e la nave riparte. Contesto italiano. Questa volta forse potremmo non perdere il treno e quindi da un punto di vista della ricerca c'è un bando del Ministero della Difesa del 2023 che ha finanziato il programma Minerva. Questo programma è guidato da Fincantieri, Cetena, con Ansaldo Nucleare e RINA, i colleghi dell'Università di Genova, e stanno valutando appunto
appunto queste prime tecnologie disponibili per l'applicazione a bordo delle navi. Poi c'è stata Nuclitalia, è una joint venture recentissima di maggio 25 tra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo. Per fare cosa? Molto semplice, per valutare se ci sono degli SMR maturi pronti per essere applicati sia per impieghi militari ma magari anche in impieghi civili e dual use. Dopodiché c'è l'asse Fincantieri Nucleorina, il quale è un accordo di fattibilità per abilitare la produzione nucleare civile dal 2023. Fra l'altro anche noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo in questo, valutando alcuni progetti pilota. Prima di ringraziarvi però aggiungo un ultimo commento. Perché può essere interessante parlare oggi di navi nucleari? E soprattutto perché parlare di navi mercantili a propulsione nucleare in Italia? Il mercato delle costruzioni navali italiano è oramai un mercato che si è specializzato nella cosiddetta nicchia delle navi complesse, quindi navi passeggeri, navi militari e navi di lusso, mega yacht, per i quali essenzialmente c'è una buona marginalità nonostante il nostro costo del lavoro. Navi mercantili non ne costruiamo più, oramai da tanto tempo, e sono di puro appannaggio della cantieristica asiatica, dove di fatto alla fine una nave che ha un po' di ferro e un motore oggettivamente conviene farla lì. Certo, la qualità del ferro ultimamente sta lasciando parecchio da dire, però essenzialmente il costo giustifica ancora l'acquisto nei paesi asiatici. Perché dobbiamo iniziare a parlare di navi nucleari? Perché potrebbe sdoganare di nuovo la costruzione di queste navi in Italia, dove assieme alla tradizionale, oramai centenaria, millenaria esperienza nelle costruzioni navali, si può affiancare anche la competenza su queste tecnologie sfidanti, che ovviamente non richiedono solo l'intervento di noi ingegneri navali, ma tutto un sapere molto più variegato che è attualmente disponibile in Italia e che i paesi stranieri comprano dall'Italia. Vi ringrazio e eventualmente sono disponibile dopo per commenti. Grazie professor Bucci, grazie anche per questa parte finale con il contesto italiano che ci dà anche l'occasione di passare al prossimo relatore, il professor Luca Braidotti, che ci parlerà di un progetto concreto, ma possiamo anche definirlo nostrano, nostro, perché arriva dall'Università di Trieste, anche se è associato ad una start-up americana, per una portacontainer a propulsione nucleare. Prego, professore. Sì, servirebbe Sì, infatti sta arrivando. Perfetto, va bene. Approfitto intanto per dire che quello che stiamo per vedere sostanzialmente è il frutto del lavoro che abbiamo sviluppato all'interno dell'Università di Trieste nel contesto di una tesi di laurea e con il supporto di tutto un intero anno del corso di progetto navi che io tengo sostanzialmente all'Università di Trieste. Quello che siamo andati a realizzare in pratica è un prototipo di una portacontainer a propulsione nucleare che utilizza una particolare tecnologia di Small Modular Reactor, che vedremo tra un attimo. Sappiamo tutti, l'abbiamo già detto n volte, l'importanza del trasporto marittimo, per cui non mi dilungo su questo. Sappiamo che il trasporto marittimo, a fronte di circa l'80-90% delle merci, dipende dalle statistiche, emette circa il 3% delle emissioni mondiali, che non è poco comunque, perché lo pone tra i primi 10 paesi più inquinanti, se lo vogliamo paragonare a dei paesi sostanzialmente. Abbiamo anche già visto che ci sono state delle esperienze nell'ambito nucleare, ma anche queste sono andate sostanzialmente a finire malamente. E perché oggi torna fuori questo contesto? Torna fuori sostanzialmente perché c'è una fortissima pressione normativa da parte dell'AIMO in primis, che ha quindi applicazione a livello mondiale, ma ancora maggiore all'interno dell'Unione Europea. In particolare l'introduzione dell'ETS, l'estensione dell'ETS alla navigazione, e ancora per adesso non dà grossi effetti, ma li darà l'introduzione del Fuel EU Maritime, e quindi l'introduzione della misura e di
carbon tax associate all'intensità di emissione da parte delle navi, questo sostanzialmente andrà a far aumentare i costi operativi per gli armatori in maniera sostanziale. Da un primo studio l'effetto dell'ETS già da che siamo andati a regime ha portato a degli aumenti dell'ordine anche superiore al 60% dei costi legati al combustibile, e da degli studi che stiamo facendo, abbiamo un articolo adesso che sta per uscire sulla croceristica, se un armatore che gestisce navi da crociera non farà nulla nei prossimi anni, nel 2050 in pratica pagherà circa 10 volte il costo del combustibile che pagava prima dell'introduzione delle normative ambientali. Quindi capiamo che c'è una pressione che è diventata una pressione di natura economica, non è solo una pressione di natura morale, diciamo, alla decarbonizzazione. Quindi in questo contesto l'energia nucleare, che ha emissioni zero e che quindi non è soggetta a questo tipo di normative, torna ad essere interessante. Notiamo tra l'altro che attualmente l'Europa si trova in una posizione più avanzata rispetto al resto del mondo, visto che si era insoddisfatti sostanzialmente di quello che si stava facendo a livello AIMO internazionale. L'Europa praticamente è andata avanti da sola, ma in questo momento questo sta creando uno squilibrio regionale che, se non viene corretto, quindi se non ci sarà un'introduzione, un'armonizzazione delle normative ambientali a livello internazionale, l'unico effetto sarà che le navi nuove poco inquinanti gireranno in Europa, il resto del mondo sarà pieno di carrette del mare, per cui non è che abbiamo un grande effetto. Attualmente all'esterno c'è solo il CII, che comunque darà degli effetti, ma dà degli effetti più di natura operativa piuttosto che di natura economica, ma è allo studio anche una carbon tax a livello AIMO. Ok, allora non mi soffermo tanto sugli esempi perché li abbiamo già visti e vengo a parlare della tecnologia che abbiamo provato ad introdurre, e in particolare stiamo parlando dei reattori modulari progettati dalla Holosgen, che attualmente esistono solo in forma prototipale, ma che sono comunque a un livello di TRL abbastanza alto e siamo abbastanza vicini alla commercializzazione. In sostanza l'idea è quella di mettere un reattore nucleare all'interno di un container con tutti i pesi e i vincoli di un container. Quindi sostanzialmente all'interno di questo container da 20 piedi o da 40 piedi, dipende da quanta potenza vogliamo avere, ci troviamo ad avere 10 megawatt che ci vengono erogati per 10 anni. Il reattore dipende poi dall'utilizzo, 8 anni a tutta potenza riesce a funzionare sostanzialmente. Se poi ovviamente abbiamo un po' di fluttuazione di carico, questo può essere portato tranquillamente anche a 10 anni. A livello di tecnologia questi sono reattori a gas, usano elio gassoso come all'interno di un primario che passa direttamente all'interno del nocciolo del reattore, e poi un ciclo Brighton con turbina e compressore per generare corrente direttamente all'interno del container. Quindi in pratica il container ha bisogno solamente di un'uscita per la corrente elettrica e poi può essere o raffreddato ad aria, quindi ha bisogno di una ventilazione, quindi volendo si può usare anche per applicazioni a terra non vicini a una fonte fredda. Se viene raffreddato ad acqua si ha addirittura un incremento del 10% dell'efficienza, quindi si aggiunge sostanzialmente un ciclo Rankine organico, un RC, che permette di recuperare calore e di generare corrente addizionale anche dal raffreddamento sostanzialmente. Ora, questa idea è abbastanza pratica da installare all'interno di una nave. Unico problema, nel momento in cui dobbiamo andarla a portare a bordo, ci dobbiamo scontrare con le normative. Come abbiamo visto, navi nucleari sono già state fatte e infatti la SOLAS già prevede un particolare capitolo che riguarda le navi nucleari. Purtroppo però è piuttosto datato ed è stato scritto per i reattori ad acqua pressurizzata, quindi non è aggiornato e non tiene conto delle nuove esigenze che arrivano da questi nuovi reattori. Tra l'altro il reattore che abbiamo visto prima utilizza sempre triso come combustibile, che è un combustibile che intrinsecamente non può portare alla fusione del nocciolo, perché in pratica il combustibile è all'interno di microsfere di grafite che è impossibile fondere sostanzialmente
con la temperatura che può raggiungere il nocciolo anche nella peggiore condizione possibile. Quindi un caso come quelli di Chernobyl, di Fukushima, non sono proprio possibili con questo tipo di combustibili. A livello di enti normativi abbiamo anche linee guida della IEA che valgono per lato terra sostanzialmente e che ci danno un'idea anche dei requisiti di sicurezza per i reattori nucleari. Noi probabilmente lato navale abbiamo da imparare da questo, e ci sono anche dei regolamenti di classe, in particolare il registro russo, che ha l'esperienza delle rompighiaccio, ha già dei regolamenti dedicati. Comunque tutte le società di classifica si stanno sostanzialmente muovendo per creare dei regolamenti e aggiornare i regolamenti per reattori nucleari, quindi in ogni caso ci muoviamo all'interno di un quadro normativo che esiste. Ci siamo chiesti a questo punto se è possibile utilizzare questa tecnologia su una porta container da 2500 TEU circa, quindi una feeder di piccole dimensioni, per vedere la fattibilità tecnico-economica di questa opzione. Siamo partiti da una nave esistente per trasformarla sostanzialmente e innanzitutto trasformarla e quindi realizzare dei modelli che ci permettessero poi di ottimizzarla, quindi andare oltre al semplice retrofit e andare a selezionare una nuova nave completamente diversa con altre dimensioni principali che fosse ottimizzata per portare i reattori a bordo. Il metodo che abbiamo usato è riassunto in questa slide, sostanzialmente è un metodo multi-attributo, ora non mi dilungherò troppo nei tecnicismi, in sostanza l'idea è questa: partendo da una nave centrale, quindi che si va a realizzare una sorta di retrofit, si costruiscono una serie di alternative con cui generiamo dei modelli matematici, quindi questi modelli matematici vengono guidati da una generazione Monte Carlo, creiamo migliaia di alternative e tra queste andiamo a selezionare le più performanti, sostanzialmente a fare un ranking, e poi la nave migliore possibile viene selezionata alla fine di questo processo sostanzialmente. A livello di variabili del nostro problema abbiamo utilizzato variabili geometriche principali, quindi i rapporti tra le dimensioni principali della nave, l'L su B, lunghezza su larghezza, larghezza su immersione e altezza di costruzione su immersione, poi il coefficiente prismatico che in pratica è la snellezza della carena e infine la posizione del centro di carena. Questo è necessario per bilanciare i pesi, quindi sembra sciocco, ma probabilmente una delle cose più difficili da fare a livello di progetto navi in una fase iniziale, perché qui siamo nel concept design sostanzialmente, è quella di rispettare Archimede. Quindi fare in modo che la nave galleggi, quindi peso uguale spinta, e che stia diritta, quindi che non abbia problemi di assetto. In queste prime fasi, in cui stiamo proprio esplorando il layout, questo non è una cosa così semplice. In ogni caso, per semplificare, abbiamo imposto alcuni parametri, quindi delle caratteristiche costanti per tutte le navi. In particolare abbiamo scelto di mettere a bordo 4 reattori da 10 MW, quindi 40 MW elettrici di generazione, e un motore di propulsione elettrico da 30 MW, quindi questi erano un po' i vincoli che ci siamo autoimposti. Infine, per poter valutare qual è il progetto migliore, abbiamo identificato una serie di attributi che sono la quantità, la capacità della nave, quindi il TEU che può trasportare, ogni alternativa avrà una capacità diversa e quindi questo è uno degli attributi più importanti da un punto di vista economico. Poi la velocità massima, perché chiaramente sappiamo che anche quello ci permette eventualmente di fare più viaggi e quindi avere una portata annuale maggiore. La zavorra imbarcata, che appunto serve a verificare e a limitare questi problemi di fattibilità, perché dove non si riesce a raggiungere Archimede bisogna correggere imbarcando acqua di zavorra sostanzialmente, e le portacontainer comunque hanno bisogno di acqua di zavorra sia nella condizione di pieno carico sia nella condizione di ballast vera e propria, quindi anche questo è stato tenuto conto. E infine anche l'autonomia in elettrico, perché comunque uno dei problemi dei reattori è che hanno delle rampe di carico molto più lente rispetto ai diesel. Questi, che sono reattori veloci in termini di rampa di carico, comunque variano il carico di circa 1 megawatt al minuto, quindi è incompatibile con quelli che sono gli usi di bordo, per cui nel momento in cui si va ad installare reattori nucleari
che generano energia elettrica, sarà anche necessario avere un energy storage system a bordo, quindi un pacco batterie in cui andiamo ad usare come buffer nel momento in cui abbiamo domande di potenza più rapide, quindi variazioni di potenza più rapide di quelle che può seguire il reattore sostanzialmente. E infatti qua abbiamo qualche render futuristico. Il pacco batterie, abbiamo utilizzato delle batterie italiane, quelle prodotte da Fincantieri principalmente. Il pacco batterie che abbiamo installato è piuttosto grosso, nel senso che sono 72 megawatt-ora di batterie installate a bordo, circa 270 tonnellate di batterie, fate un po' voi, ma questo ci permette anche di entrare in porto in elettrico, perché l'autonomia in elettrico è di circa 35 miglia. Questo potrebbe essere interessante, specie in una fase iniziale in cui i regolamenti per gli accessi ai porti non sono granché chiari, per navi nucleari quantomeno, però esistono regolamenti riguardo il trasporto di combustibile nucleare, per cui nel momento in cui noi spegnessimo i reattori, questi regolamenti si potrebbero applicare anche ai reattori stessi. Quindi in un periodo di transizione si potrebbe spegnere i reattori ed entrare in elettrico utilizzando il pacco batterie sostanzialmente. A livello di sistemazione di macchina, questa è l'idea che ci siamo fatti. Abbiamo spostato la sovrastruttura della nave a prora, quindi in pratica, vediamo se funziona. Vabbè, la sovrastruttura con gli alloggi l'abbiamo posizionata a prora in modo che fosse distante dai reattori, in sostanza, e nella parte poppiera abbiamo concentrato sia i due locali reattori che ospitano ciascuno 2 reattori nucleari. Qui si possono anche apprezzare gli scudi che devono essere installati. Parliamo di circa 200 tonnellate di cemento borato per ogni reattore, questo per evitare di avere dispersione di radiazioni e per proteggere il personale di bordo. Abbiamo un locale PEM nella parte bassa della nave, poi i locali batterie e i locali di ventilazione d'emergenza che permettono di raffreddare i reattori anche in caso avessimo una failure del raffreddamento ad acqua principale. A questo punto siamo andati a svolgere il nostro esercizio per selezionare la nave migliore possibile, quindi abbiamo generato circa 150 soluzioni di cui solamente un'ottantina erano fattibili, di queste solamente 12 erano non dominate, quindi appartenevano alla frontiera di Pareto, quindi sono delle soluzioni già intrinsecamente buone, e tra queste abbiamo fatto il ranking andando a selezionare la migliore possibile. E qui abbiamo un confronto, sempre se questo coso si degna di aiutarmi. Ok, questa è la frontiera delle rappresentazioni della frontiera di Pareto in cui si vedono tutti i design sostanzialmente. Qui abbiamo un confronto tra le 3 navi, quindi la nave originale, la nave su cui abbiamo fatto solo il retrofitting nucleare e poi la nave migliore possibile. Una cosa interessante che è uscita nella fase di retrofit è sostanzialmente che sbarchiamo peso, quindi abbiamo bisogno di navi che siano più snelle, sostanzialmente più leggere, perché lo sbarcare sostanzialmente i motori principali, ma ancora di più il combustibile, ci libera peso a bordo della nave. In ogni caso è necessario mantenere a bordo della zavorra, che ci serve per imbarcare più container nella parte alta della nave, quindi in modo da cercare di aumentare la capacità. Come vedete, la nave migliore possibile è più lunga della nave originale ed è decisamente meno immersa e ha un dislocamento minore. La cosa più interessante però è che in pratica è molto più veloce, quindi siamo passati da una velocità massima di 22 nodi a una velocità massima di 29 nodi, il che permette di fare parecchi più cicli alla nave, quindi ci stiamo riavvicinando a un'epoca in cui le container potrebbero tornare a correre come correvano una volta sostanzialmente, e questo è parecchio interessante. Da un punto di vista economico ci siamo limitati a fare solo una primissima analisi economica sul costo dell'energia. Il triso comunque attualmente è un combustibile che non è disponibile in grandi quantità, è un combustibile sperimentale, i costi variano tra 15.000 e 35.000 dollari al chilo, per cui non è un combustibile economico. In più
Il costo del combustibile nucleare va pagato all'inizio, quindi anche questo non l'abbiamo considerato. Per adesso abbiamo semplicemente fatto un confronto di quale sarebbe il costo totale se utilizzassimo il gasolio a prezzi pre-crisi di Hormuz, chiaramente, perché se teniamo conto di Hormuz le cose cambiano già radicalmente. E poi abbiamo fatto invece il confronto con un primo refuel nucleare fatto con i prezzi attuali del triso sostanzialmente. Già in questa maniera qui abbiamo un valore che è più o meno compatibile. Chiaramente è un'analisi molto basica. In futuro una delle cose che dovremo fare sicuramente è andare a sviluppare un cash flow per tutta la vita operativa della nave, tenendo conto anche dei costi di costruzione che per il nucleare sono maggiori, ma tenendo conto anche dell'impatto delle normative ambientali, perché qui non abbiamo tenuto conto degli aumenti dei costi legati alle normative ambientali sul gasolio, per cui in ogni caso abbiamo delle semplificazioni da entrambe le parti. Vabbè, i vantaggi quindi quali sono? Zero emissioni, più elevata velocità di servizio, autonomia praticamente illimitata, abbiamo bisogno di un refuel ogni 8-10 anni, dipende da quanto stiamo fermi in porto sostanzialmente, e dopodiché anche la quantità della zavorra che è decisamente diminuita. Questo ci ha permesso di alleggerire drasticamente la nave. Quali sono però i problemi? Chiaramente avremo dei costi più elevati, perché queste sono tecnologie comunque che hanno un costo di primo investimento maggiore rispetto a una tecnologia matura come è un diesel di propulsione, un due tempi convenzionale. Abbiamo delle problematiche legate alla sicurezza e all'equipaggio. Sicuramente l'equipaggio dovrà avere dei livelli di training specialistici particolari, non potremo e avremo delle problematiche anche a reperire il personale a questo punto. C'è il problema dell'accettabilità sociale. Alla fine questo è uno dei limiti più grandi del nucleare, a mio parere, e spero che anche eventi tipo questi ci permettano di andare un po' oltre questa faccenda e la demonizzazione del nucleare. E infine il problema non trascurabile della regolamentazione portuale. Attualmente, ad esempio in Italia, una nave nucleare con reattori accesi non può entrare in un porto italiano, quindi bisogna innanzitutto superare questo tipo di problematiche per poter permettere a soluzioni che da un punto di vista tecnologico e potenzialmente anche da un punto di vista economico stanno in piedi tranquillamente, ma questo limite normativo va assolutamente affrontato per permettere il funzionamento di questo tipo di soluzioni. Vabbè. Sviluppi futuri, noi sicuramente andremo avanti, come ho detto prima abbiamo bisogno sicuramente di un'analisi economica più completa. Quello che vorremmo fare in futuro da un punto di vista tecnico, non so quanto sia interessante, è proprio unire direttamente un modello tridimensionale della nave all'interno dei processi di generazione del concept, quindi superare un po' i modelli semplificati e andare direttamente con il 3D dall'inizio. Esplorare altre configurazioni dei reattori sicuramente. E un'altra cosa interessante a mio parere, una volta superati i problemi di cui sopra normativi, sarebbe anche il fatto che la nave in porto possa fornire energia al porto e alla città, perché alla fine i reattori nucleari preferiscono da un punto di vista dell'efficienza continuare ad operare anche in banchina. Per cui potrebbe essere una sorta di cold ironing, potrebbe aprire una sorta di cold ironing al contrario, in cui la nave nucleare fornisce energia alle altre navi in porto. Questo va anche nella direzione di trasformare i porti in hub energetici su cui si è speso un infinito fiume di parole sostanzialmente, quindi un'integrazione di questo genere, quindi avere anche delle navi nucleari, una parte della flotta nucleare aiuterebbe in questo senso. E aggiungo per chiudere che la soluzione non è così lontana. I primi SMR sviluppati e pronti per essere installati a bordo li avremo già alla fine di questo decennio, per cui ce li aspettiamo per la fine di questo decennio. La sfida sarà fare in modo che tutto l'apparato normativo sia pronto. Ecco, chiudo con questo e vi ringrazio. Grazie professor Braidotti. Come dicevamo prima, la spiegazione è stata
molto chiara e estremamente affascinante, e ci ha riportato veramente ad un livello completamente diverso dai discorsi molto più, molto meno concreti e lontani che avevamo sentito durante le ultime riunioni del Propeller dedicate al tema. Passiamo e concludiamo col professor Giorgio Suligoi, neo direttore del Dipartimento di Architettura e Ingegneria, posso dire? Sì. Qui sentiremo qualcosa sulla questione dell'applicazione delle tecnologie ai progetti navali, per quanto riguarda evidentemente la propulsione, ma anche continuando un po' sul discorso accennato dai precedenti relatori qualcosa sul perché il nostro distretto scientifico può avere un ruolo e come magari si può riportare una parte della produzione in Italia, evidentemente aspetto altrettanto importante. Prego. Grazie al dottor Coretti, un saluto, un ringraziamento al Presidente Zerbini, un saluto a tutti i colleghi, gli amici del Propeller. Vedo una bella rappresentanza, purtroppo manco da molto tempo, devo dire, a delle conviviali Propeller per causa esclusivamente mia, per trasferte, coincidenze. Vedo una rappresentanza anche degli enti scientifici, saluto la professoressa Pedicchio, vedo Confindustria, la dottoressa Lussi e molte anche studentesse e studenti, università, accademia nautica, quindi un po' quello che effettivamente nello spirito del Propeller, che sa essere un'associazione che riunisce diverse categorie di operatori in maniera anche intergenerazionale. Questo secondo me è un punto di forza veramente e un punto di originalità di questa associazione, quindi ancora grazie al comandante Zerbini per questo incontro. Io toccherò alcuni temi che vanno parzialmente, partono da un piccolo overlap dei colleghi che mi hanno preceduto, ma si riferiscono anche a del materiale che vi lascio un po' così come note, come handbook. Alcune delle cose che sono state descritte prima, insomma, le vediamo elencate qui, però come diceva il dottor Coretti, ci tenevo a fare sostanzialmente una considerazione come appunto neodirettore, poi andrò un po' più nel merito su cose che mi sono anche un po' più vicine dal punto di vista, diciamo, mio di ricercatore di sistemi elettrici per l'energia. Ma come neodirettore, ecco, c'è un punto che io ho messo all'interno del mio programma. Io sono direttore di dipartimento da pochi mesi, da gennaio, e a un certo punto mi ero interrogato su alcune questioni che ci hanno riguardato in passato e che riguardano sicuramente alcune sfide, che sono sfide tecnologiche, ma in parte sono anche, diciamo, delle societal challenge, diciamo questi macro temi, no? Questi macro temi che in qualche modo ci coinvolgono, spero non ci travolgano, relativamente all'energia, relativamente a aspetti come il quantum, relativamente all'aerospazio, relativamente alla subacquea. Certo, tra questi c'è anche il nucleare nelle sue diverse, diciamo, tecnologie, declinazioni, fissione, fusione e così via. Ecco, io una considerazione che ho fatto quando presentavo il mio programma era quella che secondo me il dipartimento, un dipartimento in particolare che si occupa di ingegneria e architettura, non deve mettersi nella condizione di volere fare politica, cioè deve essere un dipartimento, un ente che deve essere politicamente assolutamente neutrale, però deve essere un ente che al tempo stesso, diciamo, con la ricerca, con l'attività di formazione, con l'attività di terza missione, come si dice, cioè di collaborazione con il territorio, deve essere, quando occorre, culturalmente schierato. Cioè a domanda, ove ha le competenze, anche rispetto a queste sfide, diciamo, macro, deve cercare di dare delle risposte, deve sentirsi in dovere di dare risposte, senza la pretesa, diciamo, di essere dei tuttologi, ognuno un po' per le sue competenze, per la storia della sua disciplina, però cercare di mettere sul tavolo quanti più elementi possibile che possano consentire anche di divulgarli nella maniera più opportuna, quindi a maggior ragione questo tipo di
inviti, insomma, quando è arrivato questo invito su questo tema, che è un tema che ricordo in questa associazione non solo, insomma, è stato toccato varie volte negli anni, ma non quando certe tecnologie erano, diciamo, arrivate a questo livello di maturità o quantomeno a questo livello di potenziale offerta tecnologica. Come vedete, quello che si vede sulla slide sono più di 20 tecnologie, le trovate censite in un report dell'Agenzia Internazionale di Energia Atomica, di varia provenienza anche da un punto di vista, diciamo, geografico, nazionale, geopolitico, come vogliamo chiamarlo, quindi, insomma, per quello si lavora, e che possono consentire oggi di fare anche esercizi di tipo tecnico-progettuale come quelli che ha fatto vedere il professor Braidotti poco fa, e come dire, immaginiamo a vedere se riusciamo a concepire per esempio dei mezzi navali dotati di qualcuna di queste tecnologie, o fare anche il discorso al contrario, cioè dire io faccio un mezzo navale che vorrei avesse queste prestazioni, caricasse questo payload, questo livello di autonomia, eccetera. Per fare questo avrei bisogno di fare un tailor made di qualcuna di queste tecnologie, un su misura, per poterlo integrare e rendere possibile la costruzione di quella nave o l'esercizio di quella nave. Questo può anche spingere, dicevo, al contrario, qualcuna di queste tecnologie, qualcuna di queste società, qualcuna di queste start-up anche a, come dire, prendere una certa strada nell'evoluzione della tecnologia e magari riuscire a dare un contributo per portarla a mercato. E quindi credo che, come dicevo, nell'aver colto volentieri questo invito, penso che cerchiamo e possiamo dare un contributo in questo senso. Poi c'è anche qualche ragione, diciamo, chiamarla fra virgolette storica, di tradizione del Dipartimento. Quando io ero studente, io ho fatto ingegneria elettrica, però quando ero studente, diciamo ormai 30 anni fa ho cominciato, ricordo chiaramente i colleghi che hanno fatto navale, a ingegneria navale esistevano corsi di impianti nucleari navali, reattori nucleari navali e così via, per esempio erano tenuti da dei fisici, quindi queste cose si insegnavano con riferimento alle tecnologie che, insomma, Vittorio Bucci ha fatto vedere fino a, insomma, come dire, di concezione ormai di 30-40 anni fa. Quindi queste cose si sono fatte. E per esempio con riferimento al tema del nucleare, io credo, e in questo senso stiamo, insomma, facendo del lavoro, perché prima si è toccato anche il tema della formazione di eventuali figure che poi, diciamo, dovranno gestire questi sistemi, progettarli, condurli. Noi ci occupiamo di formazione, è bene che, insomma, che come evolvono le tecnologie cerchiamo anche in parallelo di evolvere la parte formativa, l'offerta formativa, in modo che, insomma, cerchiamo di formare delle figure poi pronte per gestire questo tipo di tecnologie e non farsi travolgere, altrimenti, come si diceva, come dire, manca un pezzo nel processo di innovazione. Il capitale umano nel processo di innovazione è fondamentale, insomma, non è un optional. Ecco, quindi da un punto di vista, come dire, della posizione del Dipartimento, io cercherò di muovermi in questo senso. Alcune considerazioni che completano quanto detto dai miei colleghi. Beh, qui vedete una serie di alternative, di fonti alternative diverse dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista anche dimensionale. Quindi qui trovate magari in un'altra forma, in un'altra sintesi, alcune delle cose sono state dette. Magari io ho cercato di concentrarmi un po' di più sugli SMR, perché quando sento parlare di navalizzazione, almeno in certi ambienti, tendenzialmente è a questi che si riferisce. Quindi vedete reattori compatti, se vogliamo un po' riassumere quello che è stato detto, potenza contenuta, in qualche modo chiusi, modularizzati, quindi inseribili all'interno di una costruzione navale, con alcune semplicità, o più che altro sul fatto che racchiudono in sé un po' tutti gli elementi utili. Ecco, se sui grandi impianti nucleari terrestri, per esempio quelli delle generazioni che sono attualmente in funzione, per esempio uno dei grandi problemi di complessità sono per esempio tutte le come dire, correlazioni tra i sistemi di scambio termico, quindi la certificazione di un sistema che interferisce con altri, richiede delle cure particolarissime dal punto di vista sismico, dal punto di vista di perdita, dal punto di vista di contenimento, dal punto di vista di gestione della temperatura, dal punto di vista di sensoristica, dal punto di vista di ridondanza della gestione. Insomma, è come progettare ogni volta un aeroplano con complessità incredibile, tant'è che gli ultimi progetti
in Europa sono durati decine d'anni, ok? Certamente tempi poco compatibili con la costruzione navale, per cui il concetto di fare unità più piccole e più modularizzate possibile chiaramente si spiega abbastanza bene. Qui tra le varie, diciamo, c'è una fotografia che completa in parte quelle che abbiamo visto. Questa è semplicemente una nave, sostanzialmente una centrale nucleare galleggiante, che anche questa come applicazione russa, che serve per alimentare dei distretti isolati, che siano isole, impianti, diciamo situazioni in qualche modo dove non conviene andare a costruire degli impianti che poi vanno alimentati, insomma di altro tipo. Apriamo una parentesi, magari un'altra volta faremo una conferenza sull'Artico, questo tipo di cose, insomma, sull'Artico diventano indispensabili, così, esatto, esattamente. E quindi altri tipi di tecnologie, tipi di raffreddamento, tecnologie in fase di sviluppo. Ecco, un punto che è importante sottolineare quando parliamo di tecnologie è il TRL, il Technology Readiness Level. L'elenco che abbiamo visto prima non è un elenco di tecnologie che stanno, come dire, alla pari, che viaggiano alla stessa velocità, ci sono livelli di maturità tecnologica diversi. Il TRL è sempre un buon modo per utilizzare questo e anche spiegare, no, lo stato di avanzamento nella maturità tecnologica. Dire TRL 3 significa che ho fatto un piccolo prototipo da laboratorio, dire TRL 5 vuol dire che ho fatto, diciamo, un qualcosa, diciamo, in scala leggermente più grande. Un TRL 6 comincia già ad avere una scala industriale comparabile, una scala quasi 1 a 1, però in un ambiente ancora di pura sperimentazione. TRL 7 comincia già a significare condizioni operative, cioè vorrebbe dire un primo reattore che viene messo magari su un'unità navale per esperienze e comincia a fare una navigazione, aiuta il processo, come ricordava il collega Braidotti, di certificazione navale, quindi enti di classifica, e consente poi di mettere più in chiaro aspetti di ingegnerizzazione, poi aspetti anche di contenimento dei costi, eccetera, finché si arriva a TRL 8 e 9 che il prodotto è pronto per il mercato. Alcune di quelle tecnologie abbiamo visto prima, magari hanno sì prototipi, ma che hanno viaggiato a 3 kW, a 10 kW, allora diciamo passare da 10 kW a 10 MW o 50 MW, diciamo ce ne passa dal giorno alla notte, ci sono problemi tecnologici da risolvere, via via che il TRL aumenta, come dire, per quanto i problemi di base dovrebbero essere abbastanza chiariti e dimostrati, però si apre tutto un ventaglio di sottoproblemi la cui complessità può essere non inferiore a quella delle problematiche di base, che quindi possono riguardare aspetti di materiali, aspetti di temperature, aspetti di smaltimento di grandi energie, di contenimento in piccoli volumi, aspetti di materiali che non esistono, aspetti, vedremo tra un attimo, di generazione ad altissima velocità. C'è tutta una serie di cose che insomma a 3 kW, 5 kW si possono fare e a 10-20 MW invece diventano ancora, diciamo, sono ancora da superare, e questo richiede, quindi, crederci, richiede una costanza, richiede degli investimenti continuati, per cui è presumibile che da quella lista che abbiamo visto prima, diciamo, alcune stanno già attirando investimenti dal mercato molto rilevanti. Poi sarà da vedere quali di queste arrivano al mercato, arrivano prima, per quali applicazioni, qualcuna magari potrà saltare, fare completamente, diciamo, non arrivare al mercato per quali, ma non necessariamente perché non funziona, ma per ragioni, diciamo, varie, come qualunque, come dire, invenzione di tipo, perché qui parliamo di innovazione tipo disruptive, insomma, che sia arrivata, no, sul mercato, sia arrivata nelle case o nelle navi o nei nostri impianti industriali. Qui non so se ho toccato io qualche cosa che forse non dovevo, riprovo, eccolo qua, grazie. Alcuni delle tecnologie che sono state mostrate prima, appunto, parlavano di microreattori. Queste sono fra le tecnologie, per certi aspetti, che sentiamo nominare un po' di più, e che anche hanno sviluppato, diciamo, comunque, diciamo, siglato delle partnership con soggetti molto rilevanti
o anche delle sorte di commesse con grossi committenti o con committenti a livello Stato, quindi sono nomi insomma, che ritornano un po' e che credo insomma, continueremo a sentire nel prossimo futuro. Un piccolo riassunto per quel che riguarda dei punti di interesse per le applicazioni di trasporto marittimo, l'abbiamo detto, una durata di questi moduli 8-15 anni, anche qualcosa in più, con minimi interventi, che significa costruisco una nave, cambio il combustibile sostanzialmente una volta, che può coincidere magari con dei lavori di mezza vita dell'unità stessa, il che significa, come si diceva prima, diceva il professor Bucci, aumentare, certamente avrò dei costi maggiori, dovrò formare il personale meglio, poi anche alla fine a un certo punto, perché quanto più la cosa è modulare ed in qualche modo autoregolata, e tutto sommato diventa una black box, ok? Con un grado di automazione spinto, per cui, voglio dire, diciamo, personale specializzato sì, ma non è detto che debba stare a bordo, probabilmente non starà a bordo, probabilmente ci saranno dati che girano, conduzione da terra, digital twin, cose di questo tipo, insomma. Aumentiamo sicuramente il CAPEX, diminuiamo ragionevolmente l'OPEX. Questo significa avere navi che costano di più, anche diciamo sostanzialmente di più all'inizio per costruirle, che costano molto meno per esercirle. Teniamo conto, certo, un punto da tenere in considerazione poi come dire, tutto il life cycle, quindi anche la dismissione, okay, dismissione, recupero di nave, scafo e il combustibile esausto. Questo tipo di scommessa, se vinta, può consentire, infatti, come diceva il professor Bucci, di riportare in Occidente, e vedremo per certi aspetti potrebbe anche essere in Italia o comunque nell'orbita dei cantieri, diciamo, della nostra cantieristica italiana, ormai insomma Fincantieri è multinazionale, quindi diciamo nell'orbita di un gruppo cantieristico italiano questo tipo di produzioni, cosa che adesso se lo fa una porta container non è neanche pensabile di poterla fare qui, perché il costo al chilo è del tutto talmente basso che non è pensabile. Certo, decarbonizzazione totale, rimane poi il tema della appunto diciamo economia circolare o total life cycle del combustibile. Elevate densità energetiche, quindi elimino alcuni volumi, ma non solo quelli del combustibile, delle classiche casse di nafta, ma insomma anche altri volumi occupati da fumaioli, spazi per l'aria, eccetera, quindi si razionalizza la nave fino ad arrivare a come dire, aumentare il payload. Un tema, alcuni di questi generatori, e sicuramente alcuni dei quali dal punto di vista della nostra ricerca destano più interesse, sono dei moduli all'uscita dei quali neppure l'utente vede del vapore in uscita, diciamo il calore trasformato in vapore, vede direttamente dei cavi elettrici. Ed è il caso del caso di studio fatto vedere l'ingegner Peridotti poco fa. Questo determina anche alcune tecnologie per generare diciamo elevata potenza in volumi ristretti, che portano per esempio a dover fare generatori super veloci, quindi generatori ad elevatissimo numero di giri. Anche questa non è un qualcosa di banale, anche su questo farò vedere tra un attimo diciamo il distretto che in questa regione ha operato e opera sulle tecnologie marittime. Anche su queste tecnologie ha come dire, nel suo score veramente alcuni progetti pilota che sono stati dei primati a livello internazionale. Quindi diciamo ci sono vari motivi per i quali come dire, anche questo nostro territorio se la potrebbe giocare bene. E questi sono due esempi, e qui entro un attimino nella mia veste di ricercatore di materia elettrica, di applicazioni elettriche navali. Questi furono fatti intorno agli anni 2005, 2010, 2011, erano due esempi di prototipi di generatori da 2 MW ciascuno. Poi le
tecnologie sono chiaramente scalabili, però la cosa interessante è che erano nati per essere accoppiati a turbine a 22.000 giri al minuto. C'erano due versioni, furono chiamati Naval Package, era una cordata diciamo, con i soggetti che vedete sotto, alcuni dei quali non esistono più, sono stati riassorbiti. Fabbrica comunque di macchine esiste, l'attuale Nidec ASI, diciamo quella che ha assorbito Ansaldo Sistemi Industriali, e qui c'erano due versioni, una con riduttore, quindi a 6.300 giri, e un'altra invece direttamente a 22.000 giri al minuto, macchine a magneti permanenti, cuscinetti magnetici e diciamo una concentrazione diciamo, un po' particolare, una distribuzione un po' particolare degli avvolgimenti, 4 avvolgimenti trifase sullo statore, degli accorgimenti per regolare la tensione, un'uscita in corrente continua, quindi come dire tecnologie che poi si sposano meglio con dei bus, delle sbarre, delle sezioni di impianto elettrico nelle quali poi abbiamo delle altre sorgenti più o meno diciamo che reagiscono in tempi più o meno rapidi. Prima abbiamo detto i reattori nucleari comunque che siano grandi o piccoli sono sempre funzionano bene per assicurare dei carichi di base, diciamo dei carichi lentamente variabili, motivo per il quale nel progetto sviluppato prima avete visto c'è un pacco batterie imponente che serve sostanzialmente a modulare dei picchi diciamo in assorbimento o in sovragenerazione per come dire, poi far lavorare sempre l'SMR in quel caso con i suoi dovuti tempi di reazione, quindi con la variazione del suo punto di lavoro nei tempi diciamo entro i limiti possibili. Questi sono discorsi simili che si fanno anche quando immaginiamo unità per esempio propulso comunque con una quota di energia prodotta dal fuel cell, un po' lo stesso discorso, insomma, sono sistemi un po' più lenti nel variare che hanno bisogno spesso delle batterie come diciamo, sistema per spianare i picchi. Questo fu fatto e poi diciamo, fino alle insomma, con tra l'altro caratteristiche di estrema compattezza per chi è un po' un cultore delle macchine elettriche. Ho lasciato qua un po' di dati, si parlava di terre rare ancora più di 15 anni fa, quindi questo dimostra che è possibile fare questo tipo di applicazione. Questo lo dico perché il progetto di Olos richiederebbe un generatore a 40.000 giri al minuto. Il generatore a 40.000 giri al minuto è 10 megawatt, che io sappia non ce n'è. Sono state fatte macchine o per fare compressori dei gas o qualche applicazione un po' particolare sì, sui 10, 15.000, 20, già 20 no, diciamo, 1.000 giri al minuto, quindi anche lì ci sono alcuni aspetti diciamo, di materiali di design elettromagnetico della macchina che vanno realizzati. Gli esempi che ho fatto vedere comunque mostrano del made in Italy, anzi c'era moltissimo made in Friuli Venezia Giulia di questo tipo di sistemi fatti qui a due passi. L'altra cosa che ci come dire, salta in testa, salta agli occhi questo tipo di evoluzione o rivoluzione che sarebbe nell'apparato motore, diciamo l'apparato motore quale che sia l'evoluzione del mezzo navale in qualche modo deve ridursi e il carico pagante e altri tipi di proprietà di attributi paganti della nave devono migliorare, no? E anche questo tipo di innovazione ovviamente deve andare in questa direzione. Quello che abbiamo visto è che nell'esempio che faceva vedere in Ginebra i Dotti viene fuori a quel punto una nave full electric. Se voi avete visto nei numeri del slide di Ginebra i Dotti c'era scritto a un certo punto motore di propulsione 30 megawatt di motore elettrico, perché a quel punto io ho un generatore, diciamo, lo small modular reactor aziona dei turbogeneratori, questi fanno energia elettrica. L'energia elettrica generata deve alimentare tutti i servizi della nave, inclusa la propulsione. E andiamo su potenze di decine di megawatt per quel che riguarda la propulsione, poi ci sarà qualche altro 10 megawatt, 15, 9, insomma non so, per il carico di bordo, quindi come dire, se poi abbiamo esatto container refrigerati ancora di più, tutta cosa che insomma è stata resa possibile ormai neanche 20 anni fa, anche 25-30 anni fa da evoluzione di elettronica di potenza. E quello che mi piace, allora uno potrebbe dire riusciamo a gestire questo livello di complessità?
La risposta, noi sono più di, vedo Giorgio Cossutti in sala, sono più di 25 anni che costruiamo ormai, come gruppo Fincantieri, progettate qui, abbiamo il più ampio numero di grandi navi a propulsione elettrica per potenza installata realizzato al mondo. Quindi quando il motore da 30 MW, tu probabilmente non pensavi a un pod, ma insomma si tratta di oggetti grandi come o più di questo, che siamo abbastanza comunque come cantieristica italiana abituati a realizzare sia fuori bordo che entro bordo. E vi do ancora qualche altro numero proprio su queste complessità. Quando esce una nave passeggeri dal cantiere di Monfalcone, dal cantiere di Marghera, esce un oggetto che si porta dietro qualcosa come 4.000 chilometri di cavi elettrici, 20.000 interruttori, 20.000 canali di automazione e probabilmente sto ancora limitando per difetto la descrizione. Quindi, come dire, è una complessità ed è un valore tecnologico che la nostra cantieristica è perfettamente in grado di gestire. Allora, poi potrei dilungarmi sulle elettronica di potenza, ormai più dell'80-85% di questa potenza passa attraverso convertitori elettronici, quindi ognuno dei quali ha almeno una CPU installata, quindi automazione, gestione dei dati, nave intelligente, eccetera, eccetera. Diciamo che gli ingredienti ci sono se volessimo come sistema, se questo sistema intendesse intraprendere questa sfida. Io penso che ci stia anche seriamente pensando. Sicuramente, e torno e mi avvio alla chiusura, dal nostro punto di vista, la nostra missione è quella di cercare di dare più elementi culturali possibili per accompagnare queste sfide, anche aiutare a risolvere determinati problemi verticali, certamente prepararci a formare personale. In questo senso, come dicevo, qualche revisione dei piani di studio e offerta formativa verrà fatta. Avrei potuto citare qualche altra anima dell'ingegneria. Abbiamo colleghi di ingegneria meccanica, per esempio, lavorano anche su progetti di fusione nucleare, che lavorano guardando i progetti di ITER, lavorano con Enea, altri che si occupano di materiali, altri che sono sullo scambio di calore. Insomma, ci sono diverse esperienze e competenze scientifiche. E qualche ultima conclusione un po' più ampia. Certamente si pone poi un tema su questi reattori di gestione della filiera del combustibile. Abbiamo visto, lo vediamo in particolare nel dibattito di questi giorni, che non è solo un dibattito, ahimè, che non sono combustibili che si trovano al mercato, che sono combustibili, alcuni dei quali ovviamente sono oggetti molto densi di energia, da qualunque parte la si veda, insomma, energia molto concentrata può avere molte ricadute, pacifiche e non, e quindi finora mi sembra, anche negli esempi che sono stati citati, sono tutti esempi dove l'utilizzatore sostanzialmente è uno Stato o una flotta di Stato, quindi dire andiamo da qui a degli armatori privati un po' ce ne passa. Vero anche è che il livello di investimenti che ci sono, perché dietro alcune di quelle cordate abbiamo visto prima ci sono dei fondi di investimento con raccolte piuttosto ingenti, quindi una spinta a portare questo al mercato c'è tutto il tema dei data center che immagina, in cui una delle dimensioni di questa rivoluzione tecnologica immagina a fianco o sotto il data center un suo reattorino per alimentarlo, anche perché altrimenti le richieste di connessione sono tali da non essere semplicemente sostenibili né dalla rete né dalle fonti che alimentano la rete, e quindi potrebbe darsi che questo sposti qualcosa verso il mercato oppure che si vada verso delle caratteristiche diverse, ma certamente è un tema interessante. Sul TRL ho parlato, sul riuso ho parlato. Un'ultima cosa a sottolineare, le batterie, ha fatto vedere il pacco batterie, mi piace, ha fatto vedere, si riferiva anche lì a un qualcosa di Made in Italy, tu avrei preso quelle di Power for Future, presumo, quindi nuovo gruppo Fincantieri, quindi qualcosa che in casa si può fare, e anzi si sta già facendo.
e l'importanza del progetto concettuale, cioè di queste tecniche che studiamo e insegniamo. Quindi qui abbiamo portato veramente molto vicino un pochettino il confine della ricerca con quello della didattica nei nostri corsi, in questo caso ingegneria navale, all'ultimo anno ingegneria navale, per cercare di ottenere progetti, cioè tecniche per arrivare a progetti anche, come dire, rivoluzionari, anche di navi che non sono una derivazione di una nave precedente, un adattamento, sono navi completamente nuove, diciamo dando le informazioni, arrivando ad ottenere le informazioni che caratterizzano un'unità. Cioè voi avete visto nelle slide di Ingegnere Braidotto, c'erano i numeri che davano le forme della nave, le sue caratteristiche, diciamo dimensionali, energetiche, eccetera, e questo di nuovo penso, no, come dicevo all'inizio, è un po' quello che ci si aspetta, ci si deve aspettare da chi lavora, fa studio e formazione in ingegneria. Ecco, questo è anche, diciamo, sono strumenti di tipo scientifico-didattico, secondo me molto importanti. Mi fa piacere siano stati rappresentati in questa forma. Quindi grazie ancora per l'invito.